Il Palazzetto dello Sport Pala Polsinelli di Sora ha ospitato i bambini ed i ragazzi dell'Istituto Comprensivo I per la rappresentazione del musical Mary Poppins, uno spettacolo che ha saputo riunire i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia con le classi quarte e quinte della primaria e le prime della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Rosati. Una vera festa della scuola che torna a riabbracciare fisicamente, dopo 2 anni di videomessaggi e videoconferenze, i propri allievi accompagnati con gioia dai genitori. Ad ideare e coordinare tutti i ragazzi, con la guida attenta della dirigente Rosella Puzzuoli, i docenti Barbara Rea ed Alberto Paesano, in collaborazione con la professoressa Cerrone e la regia di Monica Lupi, che ha ideato le tante coreografie portate in scena. Dopo la presentazione di tutti i temi musicali, lo spettacolo è iniziato con l'ingresso dei bambini dell'infanzia sulle note di Cam Camini. Poi le ragazze delle quinte con Suffragette a noi. Sulle note di Com'è bello passeggiar con Mary sono arrivati in scena tutti i protagonisti del brano, le occhette, le farfalle, i pinguini. A seguire il momento dell'aquilone, la tata perfetta e tanto altro, e la conclusione con il brano Supercalifragilistichespiralidoso, suonato e cantato dai ragazzi della scuola media. Tanti gli applausi ricevuti soprattutto per la gioia di poter vivere insieme questi passaggi di crescita importanti dei bambini e dei ragazzi. Grande soddisfazione per la dirigente Rosella Puzzuoli. Sì, è stata una bellissima festa questa sera, una festa di fine anno scolastico, di conclusione di un lavoro spettacolare, meraviglioso che tutto l'Istituto Comprensivo 1 Sora ha voluto realizzare insieme con i bambini di 5 anni, i bambini delle quarte e quinte elementari e i ragazzi della prima media. Infatti si sono improvvisati attori, ballerini, cantanti, tutti i nostri ragazzi e bambini nello spettacolo di Mary Poppins. Finalmente dopo 2 anni abbiamo avuto già la gioia di godere dell'altro spettacolo del termine del Festival delle Idee alla Rosati, nel piazzale della Rosati, anche in notturna, dove i ragazzi dell'orchestra ci hanno regalato dei momenti fantastici. E poi per finire oggi, dicevo, però finalmente dopo 2 anni siamo tornati a stare insieme ai genitori. È stato bellissimo sia l'altro giorno che questa sera vedere i genitori spettatori presenti e non dietro un video. E quindi sono contenta, sono felice, ma soprattutto come appunto ha detto la presentatrice di questa sera e Mary Poppins, il vento sta cambiando. Con queste parole io lascio un messaggio di speranza, che questo vento cambi veramente in positivo per ognuno di noi.